Eder. Mech. Pallister. Particolare interesse è stato rivolto al reperto 217.491, 2 spezzoni di cordino, che, come si evince dalla foto, è composto da 2 frammenti di 40 e 50 cm circa di lunghezza, reperto 217.491, delimitati da segmenti rossi i vari tratti che sono stati sottoposti, separatamente, ai campionamenti biologici, con il cerchio verde delimitata l'area dove è stata evidenziato un imbrattamento ematico. Durante gli accertamenti dell'11 febbraio 2022, i 2 frammenti di cordino sono stati, virtualmente, suddivisi in tratti di circa 10 cm ciascuno e sottoposti separatamente al prelievo mediante campionatura biologica. Nel segmento A, con un cerchio di colore verde, viene indicata un'area risultata positiva alla ricerca di sangue umano. I risultati ottenuti dalle analisi delle 10 tracce generate sul cordino, tutte caratterizzate da limitatissime concentrazioni di DNA, hanno permesso di estrapolare altrettanti profili genetici riconducibili al profilo genetico della vittima. In particolare, dalla traccia 73286, è stato ottenuto un profilo misto parziale ad almeno 2 contributori, dei quali perlomeno uno di sesso maschile, caratterizzato da evidenti fenomeni di degradazione del materiale biologico. Come profilo genetico di confronto è stato utilizzato quello ottenuto dalle analisi dei tamponi biologici fatti sulla vittima in sede autoptica. Per questo campione è stata quindi adottata una procedura di consolidamento per la verifica della ripetibilità del dato con l'esecuzione di una replica di tipizzazione in una successiva sessione di analisi. I risultati ottenuti dalla seconda amplificazione hanno confermato, pur con i limiti dei fenomeni stocastici, presenza di artefatti che si verificano durante l'amplificazione genica in campioni caratterizzati dalla presenza di limitatissime concentrazioni di DNA e da fenomeni di degradazione. Quanto ottenuto dalla prima analisi, ovvero un profilo misto parziale ad almeno 2 contributori, dei quali perlomeno uno di sesso maschile. La conferma della presenza di almeno un individuo di sesso maschile è stata confermata dall'analisi dei polimorfismi del cromosoma Y, che ha permesso di ricavare un aplotipo parziale. All'esito dei risultati ottenuti, si può ritenere il profilo genetico misto ottenuto dalle analisi della traccia 73286 potenzialmente utile per eventuali confronti con profili genetici singoli, maschili eventualmente fatti pervenire dalla PG operante, con riserva di delega della competente AG. Allo scopo di confermare il risultato ottenuto si è proceduto ad una nuova campionatura del cordino, focalizzandosi sul segmento A come si evince dalla foto sottostante. Il segmento interessato è stato srotolato nei 2 fili che lo compongono e sono stati fatti altrettanti campionamenti biologici. Traccia 73518. Ricampionatura biologica alle traccia 73519 ricampionatura biologica A2, particolare del segmento A del reperto 217.491 prima, a sinistra e dopo, a destra, lo srotolamento dei 2 fili che lo compongono. Le analisi su queste 2 nuove tracce, anche queste caratterizzate da limitatissime concentrazioni di DNA, hanno permesso di estrapolare dei profili genetici femminili riconducibili unicamente alla vittima. E invece la Palise morirebbe davanti al ragionamento fatto dal generale Garofano. Ci sono 3 tracce di DNA, una identificata e appartiene a Liliana, le altre 2 non sono identificabili, e allora si va verso il suicidio. Quindi significa, poiché non sappiamo chi sono gli altri 2, facciamo finta che è suicidio, così evitiamo di chiederci ancora di chi siano le altre 2 impronte di DNA. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.